23.191 tamponi negli ultimi 4 giorni nei vari distretti dell'USL 6. Cresce come il contagio il numero dei test effettuati dall'USL. Confrontando i giorni di picco a marzo, dove si registrava una media giornaliera di 150 contagi, in queste settimane si arriva a picchi di 500 positivi al giorno, a fronte però di una crescente mole di tamponi sia molecolari che rapidi. La pressione dei ricoveri però si fa sentire negli ospedali. Schiavonia è tornato ad essere Covid Center, chiuse le attività d'urgenza e il pronto soccorso trasformato in punto di primo intervento. Rimangono solo la dialisi, la psichiatria, l'oncologia e al momento anche il punto nascite. 80 i posti letto in malattie infettive, che presto saliranno a 116 posti in terapia intensiva. Abbiamo aperto quelli che erano previsti a Piove di Sacco, così come a Cittadella. Cittadella c'è la semi-intensiva, considerato che là abbiamo l'unità di pneumologia, e adesso stiamo valutando l'apertura anche trasformando letti a Campo San Piero. Attivati gli ospedali di comunità a Campo San Piero e presso l'unità territoriale di Piove di Sacco, lunedì riaprirà anche Conselve. L'USL 6 fa i conti anche con i suoi dipendenti positivi, 107 in totale quelli contagiati, e di questi 13 sono medici. La situazione nelle case di riposo è costantemente monitorata. Su 37 strutture, 13 sono Covid free e tra queste c'è anche quella di Merlara, tristemente colpita tra marzo e aprile. Nelle strutture per disabili, 27 su 31 sono senza contagi. E il 20% dei contagi invece si registra nel mondo della scuola, dove sono circa 5.000 gli studenti e 1.200 gli insegnanti in regime di sorveglianza. La mole di lavoro è notevole. Un appello ai colleghi che sono pensionati, che però possono essere disponibili a essere assunti o a dare il loro contributo anche volontario all'interno delle nostre strutture, sia come assistenza, sia come esecuzione tamponi. Proseguono i tamponi notturni all'ospedale di Schiavonia, con una media di 70 tamponi a notte. L'afflusso principale dalle 21 a mezzanotte e mezzo, anche se non mancano le eccezioni. È arrivato uno alle 4 del mattino e gli domando: ma scusi, come mai alle 4 del mattino? Perché sono venuto alle 9 e c'era la coda, allora ho messo la sveglia.